mangi frutti. Uè, ho invitato i miei amici Max e Leo per aiutarmi a fare l'arbol di Natale e per imparare qualche parola per inglese. Hi Daria! Mandi, Daria! Mandi amici, lo sapevo che il Natale è uno dei momenti dell'anno che mi piace di più. E mi aiutai a fare l'arbol di Natale? Sì, ma prima un po' di inglese. Leo, come si dice all'arbol di Natale per inglese? Ben, arbol si dice tree e Natale si dice Christmas. So, Christmas tree! Correct! Bene, allora, tacchin. E qual è la prima roba che vi picchia sull'arbol? Gli sbalutis che si chiamano ornaments. Put the ornaments on the Christmas tree. 3, 2, 1. Fantastico! E c'è al dopo? I flocus che si chiamano bows. Put the bows on the Christmas tree. 3, 2, 1. Wow! E per finire si mette sulla ponte dall'arbol. La stella che si chiama star. Put the star on the Christmas tree. 3, 2, 1. All done. Ce l'hai bien calè il mio arbol di Natale. E è la parte a Natale che preferisco. No, a me mi piace di più i regali. I regali si dicono gifts. Put the gifts under the Christmas tree. 3, 2, 1. Ma e qui guardi i regali? Ben, qualche volta io parte San Nicolau. E il so... Donkey. Altri viaggi io parte Sante Lucie. E il so... Donkey. In altri casi alle barbe Nadal. Con la so... That's not a donkey. No, it's a reindeer. Dunque, due mus e un rene? Allora non scoventeranno un evore di carote. Ben frus, qua è arrivata l'ora di augurare a tutti buon Natale. Merry Christmas to all. And to all a good night. Buon Nadal!